Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio. Allora, questa settimana, questo fine settimana comincia la Serie A e io volevo fare la mia personale griglia di partenza. Avete mai visto sui giornali, sulle riviste, quando si compone la griglia di partenza stile Formula 1 con le macchine e le varie file con i nomi delle squadre? La mia non vuole essere né un pronostico né una previsione, è solo un'analisi più o meno delle squadre di Serie A e capire chi potrà giocarsi cosa dal mio punto di vista. Ovviamente io sto registrando questo video prima della fine del mercato e anche prima dell'uscita di questo video, per cui alcune situazioni di calciomercato potrebbero cambiare quando voi starete vedendo, quindi prendete un po' anche con le pinze quello che io vi dico su alcuni nomi. Dunque, secondo me la favorita per riconfermarsi campione d'Italia per lo scudetto è il Napoli. Ci sono pro e contro della prossima stagione del Napoli. Secondo me, per esperienza, per organico, per qualità dei giocatori, dell'allenatore, nonché per il progetto sportivo e per le ambizioni della proprietà, il Napoli resta ad oggi la favorita numero uno per vincere lo scudetto. Rosa rinforzata, vi leggo gli arrivi: Milinkovic-Savic in porta. Napoli ha, credo, la coppia di portieri migliore della Serie A. Beukema che darà respiro ai difensori titolari. Gutierrez terzino sinistro, quando si vuole spendere per i giocatori arrivano dei giocatori buoni. Lang, Lucca che darà respiro a Lukaku, e poi la chicca che è De Bruyne. Vedete la differenza tra Modric e De Bruyne. Il Milan si attacca a Modric come al Messia. De Bruyne va a completare un organico già fortissimo. De Bruyne, secondo me, è stato acquistato anche e soprattutto per quell'esperienza internazionale che il Napoli non ha, e questo è uno dei punti a sfavore. Tanto per cominciare, il punto a sfavore del Napoli è avere gli occhi addosso di tutti. L'anno scorso in molti pensavano che il Napoli si potesse giocare il campionato, ma se non lo avesse vinto nessuno avrebbe criticato una squadra comunque che arrivava dal 10° posto e che si giocava lo scudetto fino alla fine, anche se fosse arrivata a distanze più ampie dall'Inter e da giocarsi lo scudetto fino alla fine, non ci sarebbero state più di tante critiche. Addirittura è riuscita a vincerlo. Quest'anno tutti si aspettano che il Napoli si ripeta, e non è così semplice giocare senza l'assillo di dover vincere e giocare invece con l'assillo di dover vincere, perché se il Napoli dovesse perdere lo scudetto per un punto all'ultima giornata per coincidenze sfortunate, sarebbe comunque criticato perché è la squadra favorita. E attenzione, perché negli ultimi anni, a parte l'Inter nel 2024, tutte le favorite di inizio stagione hanno steccato e non hanno vinto lo scudetto. Un altro punto a sfavore, chiamiamolo così, per il Napoli è che rispetto allo scorso anno non avrà una sola partita a settimana, ma avrà le coppe europee. E se vogliamo trovare in questi anni un piccolo difetto ad Antonio Conte, è stato proprio quello di non saper gestire benissimo la doppia competizione. Questo credo che sia anche il motivo per cui la società gli ha fatto una campagna acquisti importante anche a livello numerico, per poter gestire la doppia competizione, che non sarà facile. Infine, occhio alle condizioni di un giocatore che è, secondo me, il perno della difesa del Napoli, che è Alessandro Buongiorno, e che ha un grande tallone d'Achille, che sono le condizioni fisiche. Buongiorno ha dimostrato sia 2 anni fa che l'anno scorso di soffrire a volte dei problemi. Anche attualmente è un po' acciaccato, un po' infortunato. Se dovesse venire a mancare per tante partite come l'anno scorso, potrebbe rivelarsi un problema. Il Napoli, secondo me, resta comunque la grande favorita. Dietro ai partenopei, a mio avviso, c'è l'Inter, che è molto sottovalutata dopo l'addio di Inzaghi, ma resta, a mio avviso, un organico di tutto rispetto e di altissimo livello. È vero che l'arrivo di Chivu è un punto interrogativo, è pur vero che non è arrivato uno che passava per strada come gli allenatori del Milan dell'anno scorso, passavano davanti Milanello e dice: senti, alleneresti il Milan? Ah sì, perché no?
tanto ti diamo 2 spicci, fa niente, l'importante è allenare il Milan. No, arriva comunque un allenatore di non enorme esperienza, ma un allenatore che l'anno scorso ha preso un Parma in condizioni disperate e l'ha portato ad una salvezza, è vero, arrivata all'ultima giornata, ma tutto sommato discreta, che era poi l'obiettivo che aveva il Parma ad inizio stagione. L'Inter resta una squadra secondo me fortissima, soprattutto dalla cintola in su, centrocampo e attacco sono fortissimi. L'attacco, tra l'altro, adesso quando io sto registrando questo video non so che cosa accadrà con Lookman, se l'Inter riuscirà a prenderlo, se non lo prenderà. Comunque al posto di Arnautovic, Correa e Taremi, fondamentalmente inutili, è arrivato Bonni, che è un giovane ma che ha già dimostrato in un contesto difficile come quello di Parma l'anno scorso, difficile a livello offensivo, di poter dire la sua, ed è un buon ricambio. Il ritorno di Francesco Pio Esposito, che è stato il capocannoniere dell'ultima Serie B, ragazzo di 19 anni, molto molto promettente, grande fisico, fiuto del gol. Credo che si ritaglierà il suo spazio, soprattutto perché l'Inter, avendo 2 competizioni, non potrà non far ruotare i suoi attaccanti. E poi Lautaro Martinez e Thuram, ditemi voi una coppia migliore di questa in Serie A. Le incognite, secondo il mio punto di vista, sono ovviamente capire come Chivu affronterà una piazza e una pressione importante come quella di Milano, che comunque non è Parma, e poi le incognite sono in difesa. Io non so che cosa accadrà da qui alla fine del calciomercato. La difesa dell'Inter, a partire dal portiere, proseguire con Acerbi, con De Vrij, è una difesa molto in là con l'età. Lo stesso Di Marco, che pur non essendo anziano è uno che ha un'autonomia fisica molto limitata, se ci fate caso esce tutte le partite al 60°, alcune non le gioca per rifiatare. Se l'Inter non ringiovanisce un po' la difesa, se non mette un po' più di solidità, rischia di subire qualche gol in più, e lo sappiamo bene che in Italia, se subisci troppi gol, se non sei la seconda, almeno la seconda miglior difesa al campionato, difficilmente lo vinci. Poi c'è la Juventus, che è un punto interrogativo sotto tanti aspetti. Vedremo Tudor che tipo di stagione riuscirà a fare a partire dal primo giorno di lavoro, quindi non arrivando a metà stagione. Io credo che la Juventus prenderà meno gol dell'anno scorso se Bremer tornerà in forma. Bremer è il giocatore in grado di legare tutta la difesa, per cui se dovesse tornare la Juventus avrebbe certamente più certezze, più solidità difensive. A centrocampo ci si aspetta l'esplosione di Conceição, che la Juventus ha pagato, ha riscattato, e si pensa che possa fare meglio dell'anno scorso, e la risurrezione di Kopp Meiners, che l'anno scorso è stato veramente una delusione, un disastro. Davanti è arrivato Jonathan David, che è un attaccante assolutamente in grado di segnare almeno 15 gol se messo nelle condizioni di farlo, e attenzione alla conferma di Ildiz, che potrebbe vivere la stagione della sua consacrazione. Io credo che sarà difficile che la Juve possa lottare per lo scudetto, però attenzione, perché potrebbe andare meglio dell'anno scorso. E poi veniamo a Milan e Roma, che io ho messo insieme. Sono 2 incognite, scelte condivisibili in panchina. Il Milan, dopo 2 scelte senza senso, è andato su un allenatore di esperienza, su un allenatore con una certa mentalità. L'obiettivo del Milan, della società, è arrivare tra le prime 4, possibilmente terza o quarta, in modo che non si alzino troppo le aspettative. Allegri è un allenatore perfetto per riuscire a fare questi. La rosa, a mio avviso, al momento è ancora incompleta, però la sensazione è che giocando una sola volta a settimana i rossoneri possano centrare questo mediocre obiettivo, che è lo stesso obiettivo della Roma, con una differenza: che la Roma vuole partire da questo obiettivo per costruire qualcosa di importante. Io vi dico che nel 2027 la Roma compirà 100 anni. A mio avviso l'obiettivo della proprietà è quello di regalare ai tifosi una squadra competitiva per la stagione 2026-2027, e la scelta di Gasperini va proprio in quel senso. Gasperini è un allenatore che ha bisogno, come abbiamo visto all'Atalanta, non vi ricordate solo quello che ha fatto con le ultime Atalante, per così dire,
Gasperini aveva iniziato molto male con l'Atalanta, poi piano piano la situazione è cambiata, le squadre di Gasperini, i giocatori di Gasperini hanno bisogno di capire i ritmi, di capire i movimenti, di capire quello che l'allenatore piemontese vuole da loro, e non è così semplice, non è così immediato, e Roma non è una piazza così malleabile da questo punto di vista, quindi serve che, per questo sarà fondamentale Ranieri come collante tra proprietà, dirigenza, squadra e tifosi, perché se le cose dovessero non andare benissimo all'inizio, Ranieri potrebbe parlare ai tifosi e dire: abbiate pazienza, perché questo è un progetto importante, questo è un progetto valido, aspettate. Quindi la mia sensazione è che la Roma possa lottare per il quarto posto anche già da subito, però credo che stia gettando le basi per un progetto più ambizioso a partire dalla prossima stagione, come se questa fosse una palestra per la Roma e per Gasperini. Sono arrivati comunque dei giocatori interessanti, lo stesso Ferguson, che è questo attaccante che dovrebbe dare respiro a Dovbyk, se Dovbyk rimarrà e giocarsi il posto. Ferguson rispetto a Shomurodov è tutto un altro passo. Secondo me la Roma è una squadra più forte dello scorso anno. Più pronto sembra il Milan di Allegri, che però è un progetto a sé, è un po' è tutto casuale, quello che viene, e poi l'anno prossimo si pensa al resto. Poi ci sono 3 squadre che sono Atalanta, Bologna e Fiorentina. Io vedo tanto, forse troppo scetticismo nei confronti dell'Atalanta e di Juric. Probabilmente si considera soltanto l'ultima disastrosa stagione di Juric tra Roma e Inghilterra, tra Roma e Southampton, e non si analizza, non si tiene conto del resto. Io ricordo uno Juric che guidava delle squadre molto solide sia al Torino che al Verona. Ricordatevi i difensori centrali del Verona, presi davvero a un piatto di minestra e rivenduti a cifre importanti: Kumbulla, Rachmani o Bremer, Buongiorno e Skurs del Torino. Io credo che Juric, in un contesto come quello dell'Atalanta, di ricostruzione, partendo dall'estate, dal ritiro estivo, possa costruire una squadra in grado comunque di lottare per l'Europa. Non so per quale Europa, non so se per il quarto posto, manca qualcosa anche nell'organico bergamasco, ma secondo me c'è troppo scetticismo nei confronti dell'Atalanta. Poi certo, stavo ceduto Reteghi, vediamo quello che succede con Lookman, vanno anche sostituiti questi giocatori. Può ambire all'Europa anche il Bologna, che ha tenuto Italiano e Orsolini, che non è poco, e ha aggiunto Immobile. Attenzione, perché giocatori di esperienza come Immobile, che non farà 25-30 gol come qualche anno fa, ma che può comunque segnare quei gol decisivi in partite complicate per il Bologna. E poi c'è la Fiorentina, secondo me più solida, con Pioli. Devono girare Gudmundsson e Fazzini, soprattutto a livello fisico. Se girano loro, se Ken ripete la stagione dell'anno scorso, e se Dzeko riesce a dare il suo apporto nonostante l'età, secondo me la Fiorentina può addirittura lottare per il quarto posto. Poi c'è la Lazio. Il blocco del mercato incide inevitabilmente, ma Sarri sa il fatto suo, conosce l'ambiente, conosce la squadra, può far rendere bene ad esempio Zaccagni e Castellanos in attacco. Difficile secondo me che possa lottare per il quarto posto, ma non impossibile. Però l'assenza delle coppe europee, quindi giocare una partita sola a settimana, può aiutare anche ad ottenere risultati migliori. Poi c'è il Como, che secondo me è la squadra più interessante del campionato. Dopo un anno di assestamento in Serie A, dopo tantissimi anni di assenza, è pronta per ambizioni più alte. Io non so se possa lottare per piazzamenti europei, è quello l'obiettivo della società, l'ambizione del club. Non so se sia ancora pronto per riuscirci. Di certo è una squadra che non lotterà per la salvezza, forse non ancora per l'Europa, però vedremo. Fabregas è molto bravo,
può imporsi sia come gioco che continuità di rendimento. Attenzione a due giocatori come Nico Paz e Diao, che hanno fatto benissimo l'anno scorso e hanno tutte le caratteristiche per confermarsi e per ripetersi. Un centravanti come Morata sembra perfetto per questo gioco. Attenzione a due nuovi acquisti: uno è Baturina, che dovrebbe giocare come mediano ma inserirsi molto. Io ho visto dei gol segnati dal centrocampista croato partendo da sinistra e scambiando con il centravanti e tirando poi a rientrare, e Morata è il giocatore perfetto per fare questo tipo di gioco. E attenzione anche a Kun, che è un attaccante esterno che dovrebbe giocare a destra e che potrebbe garantire quello che l'anno scorso non è riuscito ad esempio a garantire Strefezza, che è andato un po' a fasi alterne. Siccome Como più forte dell'anno scorso, se riesce a fare qualche acquisto in difesa sarà veramente una squadra da tenere d'occhio. Poi c'è il Torino, solito progetto poco ambizioso, bene Baroni, centrocampo interessante con Casadei, Angiorin molto interessante, Vlasic, ma l'impressione è che il risultato non si discosterà tanto dal centro classifica. Infine la lotta salvezza: il Genoa secondo me ha qualcosa in più delle altre, non dovrebbe avere problemi a salvarsi. Sassuolo e Parma mi sembrano squadre discrete. Attenzione al nuovo allenatore del Parma, che è l'esordiente Cuesta, giovanissimo, non ha neanche 30 anni, sono molto curioso di vedere che cosa farà. Anche il Cagliari ha un allenatore debuttante, Pisacane, che allenava la Primavera, ha vinto la Coppa Italia Primavera, è un po' da verificare, così come il Lecce con Di Francesco. Attenzione all'Udinese, che ha bisogno di gol, sono partiti Lucca e Thauvin, quindi attenzione. E al momento le squadre mi sembra partano un po' più indietro sono Pisa, Cremonese e Verona. Verona ci ha dimostrato di sorprendere spesso con giocatori sconosciuti che poi riescono ad arrivare alla salvezza. Pisa e Cremonese sono due neopromosse. Per il momento mi sembrano le squadre meno attrezzate, però attenzione agli allenatori, perché tanto Gilardino quanto Nicola sono tecnici molto attenti alla fase difensiva. Potrebbero essere due squadre un pochino più solide di quello che possa sembrare adesso. Questa è la mia analisi, ditemi che ne pensate. Sono andato un po' lungo, ma ci tenevo ad analizzare più o meno tutte le squadre della Serie A. Parte il campionato, buon campionato a tutti, ciao.